Epatite C, nonostante dal 2014 i farmaci siano arrivati a curare il 95% dei portatori del virus, la sua incidenza è in aumento nel mondo. Una persona su 100 in Veneto potrebbe averla e un terzo degli infettati non lo sa. Il contagio arriva dalla trasmissione di sangue infetto ad altro sangue o da un ago infetto, che potrebbe non essere solo quello di una dose di droga. Tatuaggi, ad esempio questi ragazzi che fanno i tatuaggi devono essere fatti in centri certificati, perché allo stesso modo il piccolo ago, se è infetto, trasmette proprio con la puntura l'infezione. Il Comitato di Padova della Croce Rossa Italiana, in collaborazione con l'azienda ospedaliera e grazie a un finanziamento privato, mette a disposizione il suo ambulatorio fisso in via Croce Rossa 130 e quello mobile, soprattutto di sera e presso il carcere, per effettuare il test gratuito dell'epatite C. Basta un campione di saliva. Abbiamo circa 5.000-6.000 persone che non riusciamo a trovare, ma la stima dice che sono infette. Ma ci manca quella popolazione che viene chiamata il sommerso, o per mancanza di conoscenza o per mancanza di risorse economiche, quindi uno ha la percezione di avere un problema al fegato ma non va dal medico, non va a fare la visita specialistica perché deve pagare il ticket. I primi test dal 18 gennaio, nell'interesse di tutti. Ci troviamo la popolazione che non lo sa, che non va a farsi il test, e in più quelli che prendono l'infezione si accorgono quando sono passati anni, perché hanno un po' di stanchezza, fanno gli esami del sangue e troviamo l'epatite. Quindi questo è un altro problema, e di questo 90% che non sa di essere infetto perché non ha i sintomi, abbiamo quella percentuale che cronicizza e può arrivare alla cirrosi, e quindi è troppo tardi.